Allora, siamo con Sonia Daniello, consigliere comunale uscente e portavoce della lista civica Pordenone in Comune. Stiamo raccogliendo quindi una dichiarazione, ci teniamo anche a quella di Sonia naturalmente, su una questione che per Pordenone è stata importante, lo è tuttora ed è diciamo anche irrisolta, non solo a Pordenone, in tutta Italia, è quella del circo con animali. Ecco, vogliamo capire la tua posizione, Sonia. Io sono portavoce della lista Pordenone in Comune, una lista civica che accoglie praticamente molte sensibilità. Una tra queste è la cura degli animali e il rispetto degli animali come per le persone. È un annoso problema quello degli animali al circo, noi siamo contrari, non c'è ancora un regolamento comunale che vieta e regolamenta questa cosa nel comune di Pordenone e noi siamo sicuramente contrari a questa cosa perché l'animale in gabbia non è né educativo per i bambini né raccoglie favori per l'adulto. È un animale costretto e seviziato molte volte, costretto ad azioni ripetitive che sono contrarie al proprio essere animale e se non funzionante all'esercizio va a finire che l'animale o viene abbandonato o viene ucciso anche per gravi lesioni che può subire durante maltrattamenti perché non capisce che cosa fare durante l'esercizio che dovrebbe farlo uscire come l'animale appunto da circo. Ecco, noi siamo contrari per questo, la nostra città deve essere una città che ha il rispetto e anche per l'animale.